21 persone positive al virus in Sicilia, nessun caso ad Agrigento, prudenza e prevenzione annullano iniziative e manifestazioni, il sindaco Firetto contro tendenza, non sospende il mercato settimanale, scende in piazza. Arrestato Gambiano per droga allicata, truffa con cavallo di ritorno sventata a Campobello. Chiesti 2 rinvii a giudizio per il tentato omicidio dell'empedoclino Saverio Sacco avvenuto nell'aprile 2018. Pronta a risorgere uno dei simboli di Agrigento, appaltati i lavori di riqualificazione della fontana di Bora Morone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del coronavirus e con un'ampia pagina. Dopo il decreto dello scorso 4 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, la vita è cambiata. In Sicilia restano 21 soggetti risultati positivi al coronavirus, tutti legati al ceppo originario, quindi nessun focolaio nell'isola, lo ha detto stamattina l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Riguardo ad Agrigento, il prefetto Dario Caputo rassicura: è considerata almeno per il momento come provincia priva di fattori di preoccupazione sul piano epidemiologico, ma sono tante le raccomandazioni e le contromisure adottate. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto ieri pomeriggio in prefettura, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, del comandante provinciale, dei vigili del fuoco e l'autorità sanitaria agrigentine, sul tema del decreto del Presidente del Consiglio che ha disposto con decorrenza immediata le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. Nel corso della riunione si è presa in considerazione la situazione sanitaria della nostra provincia, considerata attualmente priva di fattori di preoccupazione. Sul piano epidemiologico, particolare attenzione è stata dedicata alle categorie maggiormente esposte, quali le persone anziane affette da patologie croniche o con multinormalità, o ancora con stati immunodepressione congenita o acquisita. Le persone appartenenti a tale categoria devono evitare di uscire al di fuori dei casi di stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati nei quali sia impossibile mantenere la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Per quanto riguarda la gestione degli ospedali, si è inteso richiamare l'attenzione su 2 novità introdotte dal decreto per rafforzare la prevenzione del contagio nei confronti delle persone che accompagnano i pazienti o che si recano in visita agli ammalati. Per gli accompagnatori dei pazienti, il decreto del 4 marzo ha introdotto sul territorio nazionale il divieto di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti, emergenze e accettazione nei pronto soccorso, i cosiddetti DEA. In relazione poi all'accesso di parenti, visitatori nelle strutture ospedaliere di lungodegenza, nelle residenze sanitarie assistite, cosiddette RSA, e nelle strutture residenziali per anziani autosufficienti, non è già in vigore la disposizione per cui l'accesso deve essere limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Si invitano pertanto i cittadini agrigentini a volersi attenere alle disposizioni sopra ricordate, cui lo scopo è unicamente quello di contribuire a proteggere la salute di tutti. E intanto, in un comunicato stampa, la Fondazione del Teatro Pirandello, in osservanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato dal Premier Conte, applica le forti restrizioni in tutta Italia. Quindi anche al Teatro Pirandello, pertanto, si comunicano la temporanea cessazione degli spettacoli. E sempre in merito di coronavirus, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi comunica che il presidente Musumeci, assessore interim dell'assessorato ai beni culturali, al fine di contenere il virus Covid-19, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha sospeso ogni attività convegnistica o congressuale, iniziative ed eventi che comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza. Pertanto gli ingressi gratuiti alla Valle del giorno 8 marzo, Festa della Donna, e il 10 marzo, Giornata dei Beni Culturali Siciliani, dedicata a Sebastiano Artusa, verranno annullate. Pertanto le iniziative programmate presso le sedi del parco sono sospese e differite a data da destinarsi. Quindi nei giorni 8 e 10 marzo, comunica il direttore del parco, architetto Roberto Sciarratta, gli ingressi saranno a pagamento.
Ad Agrigento, mercato settimanale nonostante l'allarme coronavirus. Al piazzale Ugo La Malfa anche il sindaco Lillo Firetto. Vediamo. Mentre a Favara il sindaco Anna Alba ha annullato il mercatino settimanale del venerdì, in piazza Ugo La Malfa ad Agrigento tutto è andato avanti come sempre. C'erano le bancarelle montate, gli ambulanti intenti a sistemare la merce, gli agrigentini non tantissimi alle prese con lo shopping. C'era però anche in mezzo a cittadini e ambulanti il sindaco di Agrigento Lillo Firetto e c'erano gli uomini della protezione civile comunale e provinciale. Abbiamo fatto fare il mercatino del venerdì, ma siamo stati sul posto assieme alla protezione civile comunale e provinciale, ha spiegato Firetto, per informare i cittadini sulle norme da tenere precauzionalmente. Agrigento di fatto ha provato a non incidere ulteriormente sulla già compromessa economia. La protezione civile del libero consorzio di Agrigento, quella di Palazzo dei Giganti e i vigili urbani hanno allestito un infopoint volante per divulgare le precauzioni da prendere per evitare situazioni di possibili contagio da coronavirus. Oltre alle misure strettamente igieniche e comportamenti corretti da seguire in questa fase, è stata evidenziata anche la necessità di evitare soluzioni fai da te in caso di sintomi sospetti, evitando di assumere qualsiasi farmaco senza l'indispensabile consulto medico, ha reso noto l'ex provincia regionale di Agrigento. A polemizzare sulla mancata sospensione del mercato cittadino del venerdì è stato invece il responsabile del movimento Mani Libere, Giuseppe Di Rosa. Il prefetto sa che il sindaco di Agrigento non ha sospeso il mercatino settimanale del venerdì, contravvenendo alle disposizioni di legge, ha detto. Accesso limitato ai soli autorizzati all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove ieri si è anche registrato un caso di meningite. C'è il servizio. Siamo all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, abbiamo incontrato naturalmente anche a distanza, dottore, perché dobbiamo anche noi rispettare quelle che sono le disposizioni normative. Stamattina, ecco, per far presente anche altre iniziative che sono del governo nazionale e che naturalmente riguardano anche l'accesso in ospedale. Sì, come tutti ormai saprete, c'è stato un ulteriore provvedimento del Consiglio dei Ministri che tra le altre cose limita l'accesso agli ospedali per poter prevenire la diffusione del coronavirus, e quindi stiamo mettendo in opera, già per la verità l'avevamo già anticipato un po', in qualche modo regolando l'accesso nell'orario di visita. Adesso con l'aiuto dei portieri dell'ospedale che si sobbarca un ulteriore lavoro, stiamo cercando di limitare il più possibile l'ingresso ai visitatori nel rispetto della nuova norma, e cercando anche di convincerli che tutto quello che stiamo facendo ha un fine unico, che è quello di limitare la diffusione del virus, che fino ad oggi, fino a questo momento, non abbiamo assolutamente riscontrato, nonostante i tamponi che abbiamo fatto nel nostro presidio. È una lotta impari, perché comunque la gente vuole entrare, insomma bisogna far capire davvero che queste misure sono a tutela di tutti, dei malati, dei pazienti, ma anche di chi si reca in ospedale. Ecco, il senso di questa comunicazione, di questa intervista, vuole essere proprio quello di chiedere all'utenza, alla gente di collaborare con questa iniziativa, che ripeto è un'iniziativa che è a favore di tutti, e non dei sanitari, che ovviamente sono quelli più esposti al contagio e che dobbiamo cercare di proteggere. A Enna, avrete sentito, avranno dovuto chiudere un reparto di cardiologia, ovviamente con delle ripercussioni sul servizio all'utenza, perché c'è stato il riscontro di una positività. Non c'è la tenda pre-triage, però abbiamo detto che lei ha comunicato che c'è un locale che l'ospedale aveva a disposizione e che fungerà appunto da pre-triage in caso, ecco, si dovessero verificare delle situazioni di coronavirus. Sì, la tenda non l'abbiamo montata perché negli spazi che potevano essere utili in realtà c'era un problema nel senso che si trovano sulla traiettoria di atterraggio dell'elicottero, quindi l'ENAC ci ha
impedito di farlo per un problema di sicurezza, perché c'è un fenomeno di risucchio pericoloso che non poteva permettere l'installazione della tenda nel percorso utile. Però abbiamo trovato un'alternativa che a mio avviso è anche migliore, perché proprio adiacente alla portineria c'è un locale con annesso bagno dove può essere dotato di energia elettrica, di riscaldamento, di cavi di rete, e che sicuramente è più funzionale rispetto alla tenda. In ogni caso, d'accordo con i funzionari della protezione civile, la tenda sarà pronta per l'installazione nella nostra associazione locale della protezione civile, quindi in caso di un bisogno emergente in mezz'ora mi hanno assicurato che può essere montato. Dottore, c'è questa novità questa mattina di questo caso di meningite, si sente di rassicurare un po' la cittadinanza, con cosa è successo, che tipo di meningite avete riscontrato? Tanto per vivacizzare il momento, visto che avevamo poco impegno, ieri abbiamo avuto un caso di meningite che, rassicuro tutti, non è una meningite meningococcica, ma è una meningite da un altro agente eziologico che non si contagia, quindi assolutamente non è pericoloso, non è necessaria neanche la profilassi. È stato un percorso di buona sanità, perché la signora in poche ore è stata fatta diagnosi, è passata al pronto soccorso dopo una consulenza del medico di medicina interna che ha posto diagnosi, è stata fatta una rachicentesi, poi l'esame del liquor ha dato conferma della diagnosi, escludendo però la meningite meningococcica, che è quella pericolosa. È stata trasferita questa notte presso le malattie infettive del Policlinico di Palermo. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, chiede al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di applicare anche in Sicilia il credito d'imposta per le imprese che registrano diminuzioni del fatturato di oltre il 25%, ammortizzatori sociali per i dipendenti licenziati e incentivi per aiutare alcuni settori come il turismo, l'agricoltura e in generale le aziende che asportano prodotti. Arriva come sempre puntuale il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia in merito all'emergenza coronavirus comunicato dalla Regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento, policlinici di Palermo e Catania, hanno infatti effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento quindi sono stati trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità 24 campioni, di cui 7 già validati, 3 a Palermo e 4 a Catania. Risultano ricoverati in 7, 3 a Palermo, 3 a Catania ed 1 ad Enna, mentre sono 17 in isolamento domiciliare. Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al coronavirus attraverso il tampone rinofaringeo, l'assessorato alla salute, guidato dall'assessore Ruggero Razza, ha individuato ulteriori 7 laboratori dislocati su tutto il territorio regionale per l'analisi dei campioni. Spetta comunque 2 laboratori di Palermo e Catania confermare test sui tamponi, che verranno poi trasferiti all'Istituto Superiore di Sanità per la validazione finale. Per tutti gli approfondimenti la Regione ricorda di poter visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde di riferimento. Intanto l'assessore Razza annuncia una richiesta a Roma per attivare 100 posti in più per la terapia intensiva, non escludendo nuove assunzioni di medici ed infermieri, per affrontare al meglio una possibile emergenza da coronavirus anche in Sicilia. Dobbiamo essere pronti a nuovi scenari, dice Razza. Oggi i posti complessivi in terapia intensiva sono circa 400 e dopo i tagli sconsiderati degli anni passati alla sanità occorre rimediare. Questa richiesta si aggiunge al pacchetto di aiuti chiesto a Conte da Musumeci per aiutare le aziende siciliane, a partire dallo stop ai mutui e al credito d'imposta. E intanto l'AIOP Sicilia, Associazione Italiana Ospedalità Privata, vista la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, è pronta a mettere a disposizione le proprie strutture per combattere l'epidemia. La Regione diffonde il video della sala operativa sul coronavirus della Protezione Civile al numero verde 800 45 87 87. L'intervista al capo della Protezione Civile regionale, l'ingegnere agrigentino Calogero Foti. Vediamo.
trattativa regionale di protezione civile? Sì? Sì, signora. Sì, stia tranquilla, non si deve allarmare, deve chiamare semplicemente il medico, così lo informa di tutti i sintomi che ha. Sì, lui saprà darle le giuste indicazioni. A parte l'ordinario lavoro si è aggiunto quello relativo al coronavirus, è stato approntato un numero verde, l'845 87 87, e in questo arrivano circa 150-200 telefonate all'ora e ci sono diversi operatori che sono stati integrati anche dal mondo del volontariato e da medici che possono dare le risposte più corrette alle varie questioni che vengono rappresentate dai cittadini della regione siciliana, e questo è un servizio che viene fatto per tranquillizzare e portare a conoscenza nel modo più trasparente possibile l'andamento e cosa deve essere fatto. Noi raccomandiamo sempre di assumere le norme comportamentali più corrette, quelle di igiene personale e di rapporti che devono in questo istante per cautela essere mantenuti con gli altri, ma tutto noi appare sotto controllo, anche se il numero dei casi sì è aumentato, ma è ancora abbastanza contenuto, ma tutto il mondo della sanità della regione siciliana ha prontamente risposto e ha dato anche adeguate assistenze a coloro i quali hanno e si sono presentati ai pronto soccorso o hanno richiesto intervento diretto. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. A Cattolica Eraclea un ladro sfonda il finestrino di un'automobile e ruba una borsa con dentro i documenti e assegni di una pensionata di 63 anni. Lei, accompagnata dal figlio, denuncia l'accaduto ai carabinieri della locale stazione. Poi un uomo contatta la pensionata e le dice: se vuoi restituire la borsa paga 500 euro. I carabinieri lo arrestano. Vediamo. I carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea hanno arrestato un uomo, un cattolicense di 54 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, che aveva messo in atto un vero e proprio cavallo di ritorno, un'estorsione ai danni di una pensionata del luogo. Tutto è cominciato quando un ladro ha sfondato il finestrino di un'autovettura e rubato una borsa con dentro documenti e assegni di una pensionata di 73 anni di Cattolica Eraclea. La signora non si è persa però d'animo ed è andata subito insieme al figlio a denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale stazione. Tuttavia, poco dopo un uomo si è messo in contatto con la sventurata dicendole di essere un intermediario e che poteva esserle utile per avere indietro quanto sottrattole. In cambio la richiesta di 500 euro. Subito i militari dell'Arma hanno messo in campo le loro risorse per smascherare questo cavallo di ritorno e sono riusciti così a beccare l'estorsore. Si tratta di un cattolicense di 54 anni, già conosciuto dai carabinieri per i suoi precedenti. Hanno fatto così credere che lo scambio si poteva effettuare e sono saltati addosso all'estorsore, proprio mentre avveniva lo scambio della borsa e dei soldi promessi. Per l'uomo sono così scattate subito le manette, è stato condotto al carcere di Agrigento dove attende il giudizio di convalida. La refurtiva invece è stata subito restituita alla signora derubata, che ha ringraziato i carabinieri per il loro operato. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Gerlando Russotto, 31 anni, e l'ex cognato Mario Rizzo, 34 anni, per il tentato omicidio del ristoratore empedoclino Saverio Sacco avvenuto in Belgio. Nella vicenda è coinvolto anche Salvatore Prestia, cognato del boss Fabrizio Messina di Porto Empedocle, per la cui posizione si procede separatamente dinanzi le autorità belghe. La prima udienza preliminare è fissata il 23 marzo davanti il GUP del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco. Secondo la ricostruzione, Prestia, accompagnato in auto da Rizzo e Russotto, avrebbe atteso il ristoratore fuori dal locale sparandogli diversi colpi agli arti inferiori. Sacco, seppur ferito, riuscì a reagire disarmando il suo assalitore, costringendolo alla fuga. Da lì in poi tanti gli avvenimenti. Mario Rizzo iniziò a rispondere alle domande degli inquirenti, svelando
Di fatto il tentato omicidio ai danni del ristoratore. Successivamente lo stesso Rizzo indicò il posto, il sottotetto condominiale dell'abitazione di Russotto, in cui poi furono ritrovate dagli agenti della squadra mobile di Agrigento una pistola calibro 7,65 ridipinta color oro con matricola Brasa ed un fucile risultato essere stato rubato alla Polizia Provinciale di Agrigento. Il reato di detenzione illegale di arma da fuoco viene contestata infatti a Russotto. È stato trovato con ovuli di eroina per un totale di 22 grammi di droga ed è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza un 29enne originario del Gambia e residente a Licata. Il giovane è stato bloccato nella serata di mercoledì mentre saliva in macchina. I finanzieri, con l'aiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto la droga nell'abitacolo dell'utilitaria. È stato appunto arrestato in flagranza di reato per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Subito dopo le formalità di rito è stato portato alla casa circondariale di Lorenzo di Agrigento. Il sindaco Firetto informa, pronto a risorgere uno dei simboli identitari della città di Agrigento in occasione dei 2600 anni della fondazione. Sono stati infatti appaltati i lavori di riqualificazione della fontana di Bonamorone. Vediamo. Fontana di Bonamorone, un simbolo identitario della nostra città. Al tempo di Akragas, quindi il tempo dei Greci, questa era l'unica fonte di approvvigionamento della città. Qui si veniva in tutte le ore del giorno, ma anche della notte, per attingere l'acqua. Nel tempo del secolo scorso, invece, questa fontana non si presentava, alla fine dell'Ottocento, non si presentava nello stato in cui è oggi. L'attuale conformazione è del secondo dopoguerra ed è opera di Mastro Diana. Perché siamo qui? Perché questo simbolo identitario si riqualifica. Si riqualifica tutta la passeggiata che da qui conduce fin oltre la curva che poi ci mette sulla discesa verso il Tempio di Giunone. La riqualificazione è figlia di un progetto realizzato dal Comune di Agrigento che in quella logica di congiunzione parco-città è stata finanziata dall'ente parco che ha già appaltato i lavori. Nel corso del mese di aprile finalmente si avviano i lavori di riqualificazione complessiva dell'intorno fontana e nell'anno 2020, 2600 anni di fondazione della città, questo è anche un modo di riappropriarsi di un simbolo identitario. L'importo finanziato è di poco meno di 300.000 euro, i lavori sono attesi per il mese di aprile prossimo. Il premio internazionale De Curtis per la legalità a Maledettissima tu del regista catanese Francesco La Rosa, che avete avuto modo di apprezzare anche sul palinsesto di TVA che ha trasmesso altri suoi lavori. C'è il servizio. Il regista catanese Francesco La Rosa è il vincitore del premio De Curtis 2020, sezione cinematografia. Operaio a Valcorrente, diplomato in contabilità, lavora sia come cameraman che come regista in emittenti televisive siciliane. Il 42enne Francesco La Rosa arriva primo nella sezione cinematografica della 12ª edizione del prestigioso concorso internazionale. La premiazione è programmata per il prossimo 29 aprile al Campidoglio, sede del Comune di Roma. È una produzione a costo zero, racconta Francesco La Rosa, un'idea che avevo già da 2 anni. Il mediometraggio ha una trama drammatica e racconta la storia di un bambino che crescendo e diventando uomo si ritrova a suo malgrado imprigionato nella stretta fra il bene e il male. Un film che rinnova un invito ai giovani, quello di stare lontani dalla delinquenza. La tematica principale del film risiede quindi nell'ambivalenza del bene e del male, elementi insiti in ognuno di noi, la prevalenza di uno dei quali si compie a prescindere dall'influenza dell'ambiente in cui si cresce e dall'educazione che si riceve. La relazione padre-figlio è un'altra tematica che ricorre in tutto il film. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Rinasce il calcio a Campobello di Licata, entusiasmo attorno alla società di terza categoria, attualmente capolista del torneo, a pari punti col Virtus Favara. C'è il servizio.
L'anno della svolta per il calcio a Campobello di Licata. C'è entusiasmo attorno al Campobello 1970, società che milita nel campionato provinciale di terza categoria ma che ambisce alla promozione. Attualmente la squadra è in testa alla classifica del torneo a pari punti con la Virtus Favara. La svolta si è concretizzata con l'arrivo in panchina dell'allenatore Enrico Lococo e di alcuni giocatori campobellesi che hanno militato in campionati superiori. La squadra si allena 3 volte alla settimana in orari serali allo stadio Tre Torri di Campobello. Sì, quest'anno stiamo vivendo veramente una bella esperienza e devo dirle che è tutto veramente così inaspettato che neanche noi ci crediamo fino adesso quello che sta succedendo, però siamo qui, vogliamo lottare, vogliamo vincere il campionato e stiamo mettendo in atto tutto quello che abbiamo per arrivare primi. Adesso il campionato si ferma per l'emergenza coronavirus, voi comunque vi state continuando ad allenare per essere pronti. Da capolista siamo nel torneo di terza categoria, però c'è da dire che questo torneo comunque è avvincente, molto livellato, molto qualificato, con squadre che ambiscono a vincerlo. Tra l'altro siete primi a pari punti del Favara. Sì, il campionato si è appena fermato, non sappiamo quando rinizierà nuovamente, ma non ci fermerà ovviamente il coronavirus e qualche altra motivazione. Ci alleneremo come abbiamo sempre fatto e non vedremo l'ora di ricominciare. Abbiamo come prima in classifica assieme a noi c'è il Favara, è la squadra diciamo da battere. Quale sarà il prossimo appuntamento per la squadra? Contro chi giocherete? Il prossimo sarà con il Cianciano, ma a quanto pare è data da destinarsi, quindi non si sa ancora quando inizia il campionato, appunto. I punti di forza di questa squadra, avete ritrovato insomma tanti giocatori di Campobello che hanno militato anche in categoria superiore come lei naturalmente e che hanno deciso di spendersi per il calcio, per riformare quello che è il calcio in questo paese. Tra l'altro c'è anche il capitano Vito Bello che da anni insomma spinge in questa direzione e quest'anno si sono create tutte le condizioni, c'è anche un buon pubblico che vi segue ogni domenica. Sì, quest'anno come le dicevo assieme anche al capitano Luca Vitobello abbiamo fatto dei sacrifici enormi all'inizio per costruire la squadra, infatti all'inizio eravamo anche un po' rimaneggiati e abbiamo fatto degli acquisti con Guarnotta, Ilardo, Intorre, Ingorvaia, Falsone ed altri ragazzi molto, molto validi. Ora l'abbiamo preso come per Luca Grova, penso da ex eccellenza Campobello come tutti ricordate e stiamo mirando a fare veramente bene. Tra i calciatori più rappresentativi, Tanio Falsone, che da quando è stato tesserato ha realizzato ben 19 reti e risulta il miglior marcatore della categoria. Ma se oggi c'è una società ed una realtà così florida in paese che ha richiamato l'attenzione dei tifosi sugli spalti dello stadio Tre Torri, il merito è del capitano storico Luca Vitobello, campobellese acquisito con diritto di cittadinanza onoraria, che ha catalizzato l'attenzione dell'ambiente sportivo cittadino con un progetto abbastanza ambizioso. Sì, quest'anno è l'8° anno che ho l'onore e il piacere di giocare con la squadra di calcio del Campobello, l'SD 1970. Quest'anno diciamo, gli obiettivi sono diversi dagli altri anni. Abbiamo creato un bel gruppo e l'unione di questo gruppo ci ha permesso di ottenere i risultati che sono alla vista di tutti. Ecco, siete i primi in classifica, ancora manca qualche altra giornata, c'è tutto da giocarsela, però ecco, la cosa importante da qui alla fine del campionato sarà adesso non perdere la concentrazione e arrivare al traguardo. Ma ci credete davvero nella seconda categoria, quindi nella promozione in seconda categoria? All'inizio del campionato non era un nostro obiettivo, l'obiettivo iniziale quando abbiamo iscritto la squadra era quello di creare un gruppo di giovani, quindi tutti i ragazzi di Campobello, infatti la maggior parte, diciamo il 99% della squadra è composta tutta da ragazzi campobellesi e quindi far entrare in questo gruppo tutti i ragazzi che venivano dagli allievi, dai giovanissimi, quindi tutti i ragazzi di 17 anni, 18 anni. E poi man mano, quando poi il progetto si è concretizzato, si sono aggiunti giocatori di esperienza che già il mister Enrico Lococo ha già elencato, che ci hanno permesso di fare quello scatto in più e pensare di poter lottare, di essere là nelle posizioni di vertice e giocarci
la promozione fino all'ultima giornata di campionato. Ecco, a chi pensa che il campionato di terza categoria può essere un campionato così, non è vero, perché comunque avete visto che è molto qualificato e c'è anche da dire che c'è un dispendio economico, quindi l'impegno vostro dovrebbe essere premiato, e quindi l'appello anche ai campobellesi, a chi ama questo sport, a chi ama il calcio, a venire la domenica a passare un pomeriggio di festa qui allo stadio con le famiglie, con i figli, con le mogli, insomma tutti insieme a festeggiare questo Campobello 1970. Un campionato di terza categoria non ha niente da invidiare da un campionato professionistico. I sacrifici sono gli stessi, sia sacrifici economici che i sacrifici personali. E anche la soddisfazione di una vittoria è la stessa come vincere in una partita di Serie A, di Serie B o di qualsiasi campionato professionistico. Riuscire a vincere una partita anche in un campionato di terza categoria porta entusiasmo, gruppo, unione e poi anche la gente allo stadio. Io non vedevo le tribune dello stadio Tre Torri così gremite come in queste ultime domeniche, non so, dai tempi della promozione dell'eccellenza, e questo è un merito che va a tutti i ragazzi, al mister che è riuscito a creare questo gruppo, e speriamo di arrivare a maggio sempre con questa grinta e con questo entusiasmo. La squadra ha anche un gruppo ultra organizzato che la sostiene. Si tratta degli Svitati del Sud 2020 che seguono il Campobello Calcio anche in trasferta. Progetto di reintroduzione del grifone, inanellati 9 esemplari ad Alcara dei Fusi. Vediamo. Sono stati ben 9 gli inanellamenti eseguiti ad Alcara di Fusi, dove grazie a un progetto avviato 20 anni fa all'ombra delle rocche del Crasto esiste una delle iniziative di reintroduzione di maggiore successo d'Italia. A pochi chilometri da Alcara di Fusi, il punto d'osservazione da cui è possibile ammirare i grifoni veleggiare nel cielo, e proprio in quella sede è stato eseguito da parte del professor Bruno Massa dell'Università di Palermo con il professore Tommaso Lamantia l'inanellamento di 9 esemplari appartenenti alla colonia locale. Nell'operazione sono stati impegnati, oltre a Natalino Cuti, inanellatore dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, anche colleghi dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo che con Antonio Spinnato, consulente del Parco dei Nebrodi per il progetto Grifone, hanno curato il controllo veterinario. Grazie alla collaborazione di Salvatore Calcò e Nicolino Romano dell'Associazione Ambiente Sicilia, le operazioni si sono svolte rapidamente in circa 3 ore. Per gli animali è previsto adesso un periodo di acclimatamento. I grifoni erano stati rinvenuti debilitati dopo l'involo e per questo motivo sono attualmente sotto osservazione in attesa di essere rilasciati. Il professore Massa chiarisce infatti che analoghi progetti non hanno avuto lo stesso successo verificatosi invece sui Nebrodi grazie alla forte collaborazione con la popolazione locale che ha di fatto adottato i grifoni con aiuti anche dal punto di vista alimentare. Il direttore del parco, Filippo Testagrossa, conferma l'importanza che riveste la colonia dei grifoni dei Nebrodi come punto strategico al centro dell'area mediterranea, dove convergono individui da tutte le aree geografiche circostanti. L'inanellamento di questi giorni permetterà di acquisire ulteriori elementi scientifici, commenta Luca Ferlito, che auspica nuove e ambiziose azioni di tutela in un unico progetto nell'area euro-mediterranea. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.